Gran parte del discorso salvezza di Castellammare e Supergiovane Castelbuono passa da qui, da questa sfida del Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani. Ciao da Salvo Geraci, è la giornata numero 26 del girone A di eccellenza siciliana. Schieramento a 3, quello di Vittorietti, dato che c'è la presenza sia di Prestigiacomo che di Mendia sulle fasce. Va! Occhio però al Castellammare, il destro raso terra di Va. Pallone in mezzo, colpo di testa fuori di Musso. È uscita veramente di poco. Di testa il colpo di Frisella, va leggero su Campodonico. Di prima verso Prestiani, arriva Caiozzo con veemenza, va, 3 palleggi. Si trova in mezzo a 2, stava andando oltre un terzo avversario. Qui Orozco si gira molto bene, va fuori gioco, pizzolato, lancia verso Ronde, esce Di Paola, colpo di testa di Ronde, respinge Di Paola, Ronde in porta, Caronia, fondamentale, si è messo lì in scivolata volante a mettere in calcio d'angolo, grandissima occasione per la Supergiovane Castelbuono. Mendia, insiste la Supergiovane, cross in mezzo, di testa la Vardera, Di Paola oltre la traversa, altro angolo, altra occasione importante. Punizione da parte di Ribaudo, colpo di testa all'indietro, poi sotto porta, l'occasione per Piazza che fallisce l'1-0. Prestiani per Ronde, occhio alla Vardera in mezzo, Ronde giocata, avanza ancora Ronde! Che chance per la Supergiovane Castelbuono! Per il gol della Supergiovane Castelbuono. Adesso ci prova il Castellammare con Milana che avanza, palla al piede, il tiro in diagonale, finisce fuori. Pallone profondo verso Piazza, manca l'aggancio, piena area. Recupera Mendia. Prestiani, evita Musso, Prestiani d'esterno, lancia la Vardera, occhio alla possibilità. La Vardera è in area, può calciare, prova invece la finta contro Di Paola, palla nella scelta lì, dietro a Mendia che finisce fuori. Mazzola, Prestigiacomo, si accentra, Prestigiacomo, poi serve Prestiani, svirgola Tarantino, occhio alla Vardera, il tiro deviato, angolo. Mazzola, vuole il cross in mezzo, Prestiani controlla il tiro, larghissimo. Ronde mette giù, poi Orozco, Caronia. L'arbitro ha dato uno sguardo al cronometro, di testa Pennisi, palla di Orozco. Finisce qui il match 0-0 tra Castellammare e Supergiovane Castelbuono, un punto per parte che smuove la classifica.